ovviamente una cosa che aveva sconvolto tutti, e quindi non si parlava altro di questa ragazza che era stata colpita da un colpo di arma da fuoco. Senta, signor Laporta, lei ricorda in che data lei venne sottoposto ad interrogatori da parte della polizia giudiziaria delegata, da parte del pubblico ministero? La prima volta sì, ricordo, era il 21 maggio del 1997. Si ricorda se in quella data fu sentito per 2 volte consecutivamente? Sì, fu sentito la prima volta presso la questura agli uffici centrali, la seconda volta presso il commissariato sito presso la città universitaria. E questo era lo stesso giorno in cui vi siete recati in pizzeria o il giorno precedente? È successivo. Era il giorno precedente. Il giorno precedente. E si ricorda poi se è stato sentito altre volte dopo quelle 2 prime volte? Sì, sono stato sentito altre 3 o 4 volte. Ecco, le ricorda di essere stato sentito dalla Digos il 27 e il 29 maggio? Non ricordo la data, ma mi ricordo che erano comunque abbastanza vicini alla prima volta e abbastanza ravvicinate tra loro la seconda e la terza. Ricorda se poi è stato sentito nuovamente in questura a Squadra Mobile il 12 giugno, sempre del 97? Avvocato, siccome sono dati fatti storici questi, lei dia per scontato, anche perché ma la Corte non è a conoscenza? Sì, appunto, lei dica subito che è stato interrogato 4-5 volte, in data tot, sono atti pubblici, voglio dire, non sono tenuti, ecco, è stato coperti da segreto. Allora, è stato sentito il 21 maggio 97 alle ore 13:25, il 21 maggio 97 alle ore 17:07, il 27 maggio 1997, il 27 maggio, il 29 maggio 97 e il 12 giugno del 97. Tutte date precedenti all'emissione dei provvedimenti restrittivi. All'epoca quindi lei non sapeva ovviamente che si indagasse. Mi può dire se le vennero fatte domande? Che si indagasse nei confronti di qualcuno? Certamente nei confronti degli attuali imputati, era un'espressione... Perché appunto il fatto stesso che veniva sentito vuol dire che le indagini erano in corso. Le fecero domande sul contatto che ebbe quella mattina con il dottor Scattone o si limitarono a chiederle a che ora lo aveva visto? Si limitarono a chiedermi a che ora l'avevo visto. Non le chiesero di che cosa avevate parlato? Non le chiesero a che ora eravate andati via insieme? Se eravate andati via insieme? No. Non le chiesero nulla. Senta, il 18 marzo del 98, una data ovviamente successiva, le fecero domande di questo genere? Le fu chiesto se in particolare qual era stato il contenuto del vostro incontro? No, assolutamente. E su che cosa fu concentrato invece quella sommaria informazione del marzo del 98, è recentissima? Sì, l'ispettore della Digos, suppongo, mi introdusse il nostro dialogo dicendomi che non stavamo per parlare del delitto di Marta Russo, ma stavamo per parlare di un'altra situazione concernente le dispense di logica giuridica. Sì. Dunque nessuno le chiese nulla di quell'incontro, di quella fatidica mattina. Lei ha detto prima di aver parlato di un esercizio di logica. Ricorda se il dottor Scattone quel giorno aveva con sé un libro di logica? Sì, perché appunto questo come posso dirlo? Questo brano di logica giuridica lo trasse appunto da un libro che aveva con sé. Senta, lei... No, ci faccia capire, questo brano era, ci deve dire cos'è il brano. Era appunto una frase che era molto utile per la formalizzazione della stessa in termini di logica, ovvero la logica giuridica non fa altro che applicare degli schemi argomentativi ad un discorso, traducendo il discorso in simboli, e quindi attraverso questa simbolizzazione verifica la correttezza o meno del discorso, per vedere se il discorso è logico o illogico. Questo brano, come lo definisco, non era altro che una frase senza senso, che però per la sua particolare... Sì, ci dica qual era la frase. Senza senso. Sì, cerco. La frase era la seguente: se Rossi è malato o Bianchi è via, l'accordo Argus non verrà stipulato, a meno che... Argus.
Chiedo scusa se la interrompo, non è che per caso lei ha conservato l'appunto che prese quella mattina? Sì, l'ho conservato, soltanto che questo è stato lavato in lavatrice e quindi adesso è un brandello in cui si riconoscono alcune parole. Ma il brandello è stato conservato? Sì. Lei sarebbe in grado Ce l'ha di... in tasca? No. Lo ha conservato a casa? Sì, comunque l'ho Lo conservato. potrebbe produrre alla corte? Certamente. Allora, sentiamo di far ricordare al teste com'era la Comunque frase il intera. brano l'ho scritto, l'ho trascritto prima che venisse distrutto, perché appunto l'ho utilizzato. Allora, siamo arrivati, Dunque, siamo arrivati che se Rossi è malato, bianchi e via, l'accordo Argus non verrà stipulato. A meno che? Verde non torni verde e a questo punto non mi ricordo, però forse risponde al telefono, esattamente. No, a meno che non torni verde e prenda in mano la situazione, insomma il discorso si sviluppava in questo modo e questa era una frase ottima perché per svolgerci delle argomentazioni Una logiche. frase ricavata da che cosa? Da un testo che il dottor Scattone aveva con sé. Questo testo era? Era un libro. Sì, lo sa indicare. No, non so assolutamente, però lui la copiò da questa anche perché la frase, essendo molto originale, non era inventata al momento, bensì l'ha copiata da questo libro che aveva con sé. Sarei stato bocciato a questo esame, devo essere chiesto di motivare la costruzione di logica giuridica su questa Posso continuare? Chiedo scusa. Senta, lei nel descrivere l'istituto ha fatto riferimento alla sala cataloghi. Sì. È un luogo da lei frequentato dunque nel corso del suo Sì, lavoro? è il luogo appunto dove... È lì che lei va a controllare le schede dei testi conservati nella biblioteca? Sì, non è esattamente questo il mio compito, però... Può comunque- spiegarci allora? Sì, dunque... Cosa da fare in sala cataloghi? Sì, in sala cataloghi vado appunto a ricevere gli studenti che chiedono informazioni concernenti l'esame di logica giuridica e di filosofia del diritto, nonché a far compilare delle schede ai laureandi di filosofia del diritto, i quali richiedono dei libri che io prendo negli appositi scaffali della biblioteca e li consegno a loro a fronte di questa scheda da loro compilata, la quale scheda può essere di due tipi, o relativa al prestito, in questo caso lo studente porta a casa con sé il libro, oppure relativa alla consultazione, in questo caso lo studente dovrà riportarmi il libro entro la fine della giornata. Senta, per la consultazione è sempre necessario che venga compilata questa scheda o qualche volta vengono consegnati libri senza nessun tipo di formalità, quando si tratta di rapide e semplici consultazioni? No, viene sempre comunque sempre Sempre comunque. sempre riempita la scheda. Senta, lei ha detto che il direttore della biblioteca si trova in una stanza a un ufficio personale. Sì. Non l'ha detto, ma per non perdere tempo diciamo che l'ha detto. Bene. Pensavo lo avesse detto. Si trova a un ufficio il direttore? Sì, una sala apposita. Una sala. Lei ha contatti anche con il direttore della biblioteca per ragioni di lavoro? Sì, certo. Ecco, ci può dire se questi due uffici, la sala cataloghi e la stanza del direttore, si trovano vicine o distanti? No, si trovano diciamo agli antipodi rispetto all'istituto. Quindi per andare dalla sala cataloghi alla sala lettura e poi per parlare eventualmente con il direttore della biblioteca si deve attraversare l'intero corridoio in avanti e indietro. Senta, lei ricorda se quella mattina vide una persona che venne a parlare di fatti attinenti alla vicenda della povera Marta Russo? Con Sì. chi? No, se venne qualcuno con lui. Con lei. Con me esplicitamente non venne a parlare, ma venne uno degli uscieri della facoltà che venne a riferire in generale a coloro che erano presenti nella stanza, ma in particolar modo al dottor Liparota, col quale era più in stretta confidenza, che una ragazza era svenuta nella città universitaria e si era sentita male, e quindi era venuta l'ambulanza a soccorrerla. E in più ha aggiunto che la ragazza però doveva essere in condizioni abbastanza gravi, perché aveva visto la lingua, non so se aveva visto lui, comunque riferiva che la ragazza aveva la lingua fuori dalla bocca,
Senta, lei ricorda di chi si trattava? Perché lei in un primo momento parlò di un certo signor Fioravanti in uno dei suoi precedenti. Parlò di un certo? Fioravanti. Sì, no, si trattava del signor Mancini, che io ho scambiato perché non sapevo esattamente il nome. Ecco, allora ci può dire esattamente il nome di questa persona? Il nome di battesimo penso sia Francesco, ma non sono sicuro. Il cognome è Mancini. Ci può aiutare ad individuarlo attraverso un lavoro, un incarico che ha nell'università? Sì, appunto, Più io preciso. ritengo che il suo lavoro sia di uscire nella facoltà, in quanto lo si trova appena entrati nella facoltà, sulla sinistra vi è un apposito, non so come chiamarlo. Ecco, lei è in grado di collocare nel tempo o in relazione ad altri episodi che lei ha già descritto l'arrivo di questa persona, di questo signor Mancini e lo svolgimento di questo breve racconto? Sì, sicuramente avvenne prima che venisse il dottor Scattone presso la sala cataloghi. Soltanto non saprei dire se avvenne prima o dopo di mezzogiorno, però all'incirca intorno a mezzogiorno. Ricorda con riferimento all'episodio del fax, dunque dell'incontro con la dottoressa Lipari e con la signora Alletto? No, non ha mai parlato di fax. Allora, o raccontiamo tutto da lui, oppure noi di questo Non ha fax mai non parlato di sappiamo fax, nulla. avvocato. Cominciamo. Allora, Ecco, facciamo la domanda sul fax. Allora, e poi rispetto facciamo... all'incontro con la signora Alletto, Nemmeno di questo incontro di quella mattina con la signora Alletto si è parlato. Allora dobbiamo ricostruire tutti i movimenti per introdurre. allora ci dica se ha incontrato in quella mattina la signora Alletto. Cosa fece, cosa disse. Sì, dunque, la signora Letto venne durante la mattinata, in un orario che io non saprei esattamente collocare, ma ritengo tra le 11 e le 11.30, venne forse anche dalle 10.30 alle 11.30, come nella prima metà del mio orario di lavoro, venne nell'aula chiedendo se qualcuno era in grado di saper far funzionare un fax. Io anche non essendo particolarmente, sebbene non essendo particolarmente capace in questo ambito, provare ad aiutarla. Allora, fa questa proposta. Posso alzare un po' il Si è spostato lei? Io mi spostai dalla sala cataloghi. Allora dica cosa arriva questa richiesta. Chi sa fare, chi sa manovrare il fax? Lei dice forse io. Forse io, E proviamo. Poi andai con lei nella sala degli uffici della biblioteca, la sala numero 4, situata appunto sul lato sinistro a metà del corridoio, e provai a far funzionare il fax vedendo se tutte le spine erano collegate e se la linea telefonica era collegata alla presa al muro. Sebbene fossero collegate tutte le spine, mancava la linea telefonica, per cui anche il telefono connesso al fax non era funzionante. Per cui dopo un paio di minuti in cui cercai di far funzionare questo fax, tornai in sala cataloghi, dopo aver visto anche la dottoressa Lipari affacciarsi alla porta della stanza degli uffici della biblioteca per chiedere a che punto eravamo con questo fax, per chiedere lo stato di questo fax, se funzionasse o meno. Ci può dire come è collocato questo fax in quella stanza? Il fax sì, è collocato al vertice opposto rispetto a quello dove è l'ingresso della stanza. È collocato su un tavolo in alto o su un tavolo in basso? No, era abbastanza in basso. E le prese si trovano in alto o bisogna inchinarsi per controllare? No, bisogna inchinarsi per controllare. Io mi sono chinato per controllare le prese perché sono esattamente a livello quasi del pavimento. Per far funzionare il fax invece cosa bisogna fare? Se fosse funzionante, se fosse stato funzionante. È stato funzionante per far funzionare il fax. Voglio dire, bisognava inchinarsi per far funzionare il fax o no? Lei si è inclinato per vedere se tutto era in regola, ma se invece fosse stato in regola l'apparecchio, bisognava inchinarsi? Sì, un po' sì. Un po' sì. Perché? Perché non era mi sembra su un ripiano abbastanza basso. Altezza di circa? Basso come una sedia. 50 cm, 80 cm. Abbiamo esaurito questo punto, capisci? Così evitiamo domande e proposte. Sì. Un attimo solo, Presidente, che Sì, vedo sì, se prego, erano faccia con residuati calma. ulteriori.
Ecco, se può specificare meglio in relazione a questo episodio relativo al fax, quali furono i rapporti anche di natura, diciamo, cronologica, la scansione dei tempi in relazione all'eventuale incontro con la dottoressa Lipari? Dunque, con la dottoressa Lipari io ebbi un primo incontro all'inizio della mattinata, in quanto lei venne in sala cataloghi insieme ad Irene Castiglia per chiedermi se ero in grado di aiutare loro a fare una ricerca sul computer, in quanto stavano cercando un testo particolare. Dopo questo primo incontro, il secondo incontro, che l'ho semplicemente visto, non è definibile esattamente un incontro, avvenne appunto mentre io ero chinato, accovacciato al fax, e sentii la porta aprirsi e mi girai e vidi la dottoressa Lipari fare capolino all'interno della stanza. E non fu quindi un incontro, fu giusto uno sguardo fugace, diciamo. Senta, questa stanza dove si trova il fax, come è collocato rispetto alla sala assistenti? Sono lontane, sono vicine? No, contigue? sono quasi una di fronte all'altra. Quindi uscendo da una stanza per entrare nell'altra basta fare, insomma, mi dica lei che bisogna fare? Bisogna fare 2 passi. Presidente, in relazione a quanto abbiamo appreso oggi dalle parole del signor Laporta, noi chiediamo che questa Corte d'Assise voglia disporre l'acquisizione, attraverso lo strumento che riterrà più opportuno, di quel frammento o comunque di quel foglio che abbiamo appreso essere ormai scolorito ma comunque leggibile in parte, perché ci sembra che si tratti di un documento interessante a riscontro sia delle dichiarazioni del Laporta e sia a futuro riscontro di quanto potrà asserire lo stesso dottor Scartoni a sua difesa sulla ricostruzione di... Esaurito le domande? Le domande le esaurite. Su questa richiesta? C'è opposizione, Presidente, per 2 motivi. Il primo motivo perché il bigliettino non riporta una data certa, quindi non è collocabile nel tempo. Secondo motivo per cui appare quantomeno assai strano la conservazione di un bigliettino che al momento non doveva avere alcun significato, soprattutto alla luce del successivo danneggiamento che c'è stato nella lavatrice. E appare assai strano che il teste non l'abbia consegnato immediatamente alla polizia giudiziaria, perché non è un teste qualsiasi quello che oggi noi andiamo a esaminare, ma è una persona laureata in giurisprudenza. Sei laureato lì? No, assolutamente. O laureando in giurisprudenza, scusa, e dovrebbe sapere che quando la polizia giudiziaria fa 5 verbali è suo obbligo riferire alla stessa, sicuramente gli è stato detto, ogni circostanza utile. Quindi non ha senso oggi venirci a dire non ho detto questo, non ho detto quest'altro perché non mi è stato chiesto. Sì, d'accordo, però guardi, allora, lei si oppone per quelle considerazioni. Io vorrei a questo punto, e poi chiederò il parere agli altri difensori, un chiarimento da parte sua. Questo biglietto è scolorito completamente o c'è qualche segno che è ancora leggibile? È leggibile ancora la calligrafia del dottor Qualche Scartoni. parola si può leggere? Sì. E chi ce l'ha? Io. Ce l'ha lei. Perché non l'ha prodotto alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero all'epoca? All'epoca non l'avevo ancora trovato, in quanto appunto era dentro una tasca di un paio di pantaloni, i quali appunto finirono in lavatrice. Sì. È sicuro che questo biglietto lei l'ha ricevuto quel giorno? Sì, sicuramente. Nel corso di quella conversazione. E gli altri difensori, per favore? Ma Presidente, la parte civile, proprio per le ragioni che il pubblico ministero ha sostenuto e proprio per dimostrare l'assoluta inattendibilità di questo teste, chiede che questo biglietto venga acquisito dalla Corte di Assise. Quindi per la ragione per le stesse ragioni chiediamo che invece venga acquisito. Sì, okay. Gli altri difensori di parte civile si rimettono alla giustizia. Ci rimettiamo alle osservazioni del collega Petrucci, che è una cosa un po' diversa. Gli altri difensori.
Gli altri difensori? L'attendibilità non è un momento preclusivo per l'ammissione del documento, sarà oggetto di valutazione da parte del giudice. Infatti per Questa questo che non ci osservazione è siamo ottima, opposti. la farò mia per la prossima volta quando qualcuno obietterà qualcosa contro. Mi pare questo è l'argomento, Presidente, non sono altri argomenti. Gli altri difensori? Spiegavamo il motivo per il quale eravamo d'accordo. Va bene, allora senta. Ci sono le domande della parte civile, se consente. Sì, d'accordo, ma adesso è il problema dell'acquisizione del documento. La Corte invita il teste a comparire alla prossima udienza portando con sé il documento per l'eventuale acquisizione del documento stesso. Adesso la difesa Ferraro deve fare la domanda. Sì. Senta, lei ha indicato fra i nominativi stamattina il nominativo di Irene Castiglia, che sarebbe venuto insieme alla dottoressa Lipari. Per caso Irene Castiglia è una delle studentesse che prelevarono un libro dalla biblioteca quella mattina? Sì. Ecco. Presidente, noi chiederemmo di poter produrre le schede relative ai libri prelevati il mattino del 9 maggio. Una di queste schede è proprio firmata da Irene Castiglia. Ecco. Un'altra domanda. Lo possiamo produrre, vero Presidente? Sì. Ora vediamo. Prima devo chiedere il parere alle altre parti. Sì. Senta, lei quella mattina del 9 maggio ha visto Ferraro, il dottor Ferraro? No, Ma aveva motivi per cercarlo? erano quelli che ho appena esposto, ovvero cercarlo esplicitamente no, però se l'avessi visto gli avrei fatto quella domanda che ho appunto spiegato precedentemente. Chiarito perché. Ecco, io vorrei però conoscere il nominativo dello studente che le aveva dato quell'incarico. Francesco Gallavotti. Francesco? Gallavotti. Ecco, bene. Sì, un'altra domanda. La sala degli assistenti nei giorni di ricevimento degli assistenti è normalmente aperta? Sì, perché il primo assistente che viene chiede la chiave o a me o agli uffici della biblioteca, la apre e poi la sala viene chiusa alla fine dall'ultimo assistente che la usa o comunque da chi... E l'orario e gli orari di ricevimenti quali sono? Gli orari antimeridiani di ricevimento? Gli orari variano in relazione al giorno, di quel giorno non ricordo, comunque mi sembra che erano 3 gli assistenti che dovevano ricevere quel giorno e comunque gli orari variano sempre dalle 9 alle 13 più o meno, chi 9-11, chi 11-13. Completi però, chi erano questi 3 assistenti? Dunque sicuramente il dottor Simari, sicuramente il dottor Napoli e mi sembra il dottor Savarese. Ecco, mi dica, ma vi erano turni di assistenza in relazione all'appartenenza alla cattedra del professor Romano o del professor Carcaterra? Erano diversi gli assistenti a diversi giorni? No, io ti risponderei di no, perché tutti gli assistenti, alcuni assistenti erano, formalmente nessun assistente apparteneva a una specifica cattedra, ma erano tutti appartenenti a tutte e 3 le cattedre. C'erano però alcuni che erano più, tra virgolette, specializzati in un programma d'esame oppure in un altro. Questa è una cosa che si sapeva tra gli studenti, non è una cosa formalizzata nell'avviso dei turni di ricevimento. Ma lei si ricorda qual era l'orario di ricevimento del dottor Ferraro? L'orario e il giorno? Non lo ricordo assolutamente perché il dottor Ferraro era all'università quasi tutti i giorni, cioè era all'università molto più spesso di quello che fosse il suo turno di ricevimento. Ecco. E risponda anche a proposito del dottor Scattone, qual era l'orario in cui riceveva? Dunque, il dottor Scattone su questo foglio aveva cancellato il suo nome dal giorno in cui dal giorno in cui riceveva e aveva aggiunto il suo nome alla fine del foglio in cui si diceva che determinati assistenti ricevevano esclusivamente per appuntamento. Aveva aggiunto il suo nome con una specie di graffetto asterisco a questa lista di nomi. Mi permetta, avvocato, Prego. Lei parla di un foglio. Sì. Questo foglio dove si trova? È affisso sia accanto alla porta d'ingresso della sala cataloghi. Noi parliamo del foglio
in questione. Sì. Ancora è lo stesso foglio? No, è cambiato perché questo è cambiato l'anno accademico. Noi parliamo del foglio dell'epoca. Il foglio dell'epoca non lo so perché l'hanno cambiato, quindi non so dove... non ce l'ha più lei? No, io non l'ho mai avuto in consegna. Signor Laporta, lei ha risposto poco fa, sono l'avvocato Cartolano per la verbalizzazione, che quella mattina non ha visto il dottor Ferraro. Lei ricorda se analoga risposta ebbe a dare agli inquirenti, cioè gli inquirenti la interrogarono sulla presenza del dottor Ferraro il 9 maggio all'università? Sì, loro mi chiesero esplicitamente se avessi visto o meno il dottor Ferraro. Ecco, lei ricorda espressamente che cosa dichiarò in quella sede? Sì, dunque la domanda fu formalizzata in 3 momenti successivi. In un primo momento mi venne chiesto se vidi il dottor Ferraro, io risposi di no. Mi venne chiesto se potevo escluderlo e io risposi sì, potevo escluderlo. La terza domanda fu perché può escluderlo e io risposi perché l'assistente che conosco meglio me lo sarei ricordato, in quanto quel particolare dell'esame che ho fornito prima è una cosa che mi sono ricordato successivamente. Quindi lei escluse a suo tempo di aver visto il dottor Ferraro? Sì. Volevo chiederle, lei ricorda se nel corso della mattinata verso le ore 11:30, 11:35 se incontrò qualche suo collega che non fosse assistenti che venne a parlare con lei in sala cataloghi? Sì, venne Giuseppe Gerace. E sull'orario può essere... No, assolutamente, l'orario non lo ricordo affatto. Gliela faccio formalmente come contestazione perché nel verbale che lei ha reso, adesso le dico la data specifica, comunque in tutti i verbali ha parlato di questo incontro alle ore 11:30, 11:35 del 9 maggio 1997. No, mi scusi, la questione fu questa. Io ricordavo di aver visto Giuseppe Gerace. Presso gli uffici della polizia mi fu detto, mi ricordo che risultava a verbale, che il Gerace si ricordava di essere passato verso quell'ora. Quindi risalimmo a questo incontro da parte mia, lui fornì l'orario. L'orario sulla base di questa conoscenza in diretta. Acquistiamo comunque il verbale. Sì, permette, ricordo allora se anche attraverso queste modalità fu costituita un'ulteriore venuta presso la sala cataloghi del signor Gerace alle ore 11:45. Sì, lui tornò una seconda volta, la prima volta 5 minuti prima della seconda, in quanto stava andando all'istituto di economia di 5 minuti prima della seconda, cioè 2 volte furono intervallati 5 minuti, esattamente, in quanto lui stava andando a iscriversi il suo nome a un esame presso l'istituto di economia e finanza, che si trova abbastanza vicino all'istituto di filosofia del diritto. Ho già detto che è uno degli istituti cui per accedere al quale bisogna percorrere il corridoio di filosofia del diritto. E quindi lui venne subito dopo, in quanto era andato appunto a iscriversi all'esame e ritornò da me, insomma, 5 minuti dopo all'incirca. Quindi alle ore 11:45 signor Gerace entrò nella sala cataloghi? No, aspetti, no, in questo orario ricostruito. Quindi, non ho detto così. Diciamo, in questo orario ricostruito, quando venne la seconda volta Gerace, entrò in sala cataloghi? No, si fermò sulla porta insieme a questa sua amica o comunque fece semplicemente un passo all'interno della sala. Con un passo all'interno della sala cataloghi è possibile vedere le presenze delle persone all'interno della sala cataloghi? Sì, certamente. E in entrambe le occasioni era presente la sua collega Faedi quando è venuto signor Gerace? Non lo ricordo con certezza, ma penso di sì. Ricorda che ora andò via dall'istituto? Aspetta, ha detto non ricordo con certezza, ma penso di sì. Se per caso ci fosse qualche contrasto rispetto ai verbali raccolti nel corso delle indagini preliminari, provvede alla contestazione. Sì, no, passavo un'ulteriore domanda, se ricorda l'ora in cui completiamo questa risposta, forse è opportuno. No, non c'è una contestazione, Presidente, sotto profilo formale. Se ricorda l'ora in cui la signorina Faedi andò via dall'istituto? Sì, a mezzogiorno.
Non ci sono altre domande, Presidente. Per completare, mi scusi Presidente, avevo dimenticato una domanda. Da chi ha avuto la notizia in relazione a questo triste episodio quella mattina? Chi fu l'usciere che disse qualche cosa? Ha fatto il nome, mi sembra che abbia Mancini. dato il nome di Mancini. Ecco sì, Di e Mancini vorrei sapere Antonio. qual è stata la vostra reazione, cosa avete fatto, cosa avete detto, vi siete sorpresi? La nostra reazione fu abbastanza molto pacata, in quanto avevamo capito che quella ragazza si era semplicemente sentita male per il caldo. Sì, perché questo usciere non disse hanno sparato ad una ragazza, disse una ragazza si è sentita male, Sì. è svenuta, qualcosa di simile, quindi non è che si doveva particolarmente preoccupare il test. Sì, sì. Con la lingua di fuori. Una seconda domanda, lei è stato interrogato quest'anno dalla Digos? Mi sembra che abbia precisato anche il 18 marzo 98, forse posso Ecco, vorrei sbagliare. sapere qual è stato l'oggetto di questa informazione. L'oggetto è stato appunto alcuni degli appunti di logica giuridica, in Ma quanto cosa le chiesero in particolare in relazione a questi appunti? dunque mi chiesero se sapevo se c'erano degli appunti che circolavano e venivano venduti all'interno dell'istituto. Il cui contenuto era, perché Gli appunti erano le lezioni del professor Carcaterra di logica con giuridica. riferimento a che cosa però? Perché si sa che le dispense circolano, vengono vendute. Evidentemente qualcuno non lo sapeva, Presidente. No, questa è una battuta umoristica e la prendiamo per tale. Ma ci furono domande specifiche in relazione al contenuto particolare di qualcuna di queste dispense? Riferente al contenuto no. No. Si parlò semplicemente se io ero a conoscenza di qualcuno che aveva questo traffico di dispense, inoltre mi venne chiesto anche se ero a conoscenza, se qualche assistente consigliava o praticamente facesse da intermediario nella vendita di queste dispense. Ma vorrei sapere, filosofia del diritto è molto generico, erano appunti di logica giuridica? Sì. Ecco, questo vorrei sapere. Ho finito, Presidente, grazie. Che poi rientriamo nel capitolato di prova del pubblico ministero. Vendita di dispense e di appunti relativi all'esame di logica giuridica. La difesa di parte civile. Sì. Stefano Laporta ha vinto la borsa per studente collaboratore presso la Biblioteca Giorgio del Vecchio presso l'Istituto di Filosofia del Diritto da gennaio. Anno? 1997. Tuttora? È tuttora borsista? No. Quando ha finito? Ho terminato i primi giorni del mese di novembre 1997. Perché la borsa prevedeva quanti mesi? Prevedeva 150 ore di collaborazione presso l'istituto. Lei quindi mi pare che abbia detto, forse sono stato distratto, di aver conosciuto i dottori Scattone e Ferraro dall'inizio di questa sua mansione di borsista, esatto? Sì, esatto. Senta, la sera del 17 maggio 1997 Sì. vi fu una cena? Sì. Lei ha buona memoria? Di cosa si parlò in quella cena? Dunque, si parlò di varie cose, in quanto appunto era la prima volta che ci incontravamo al di fuori dell'università, quindi si parlò di tante cose, come per esempio io parlai molto spesso al dottor Ferraro di calcio, e poi parlammo col dottor Rossetti di appunto Pavia, parlammo della differenza tra l'Università di Pavia e l'Università di Roma, poi parlammo di cucina, perché c'era una... Ah, ecco, mi ero dimenticato di nominare una persona presente a quella cena, Lucia Sabbia, la quale aveva preparato la cena e quindi decantò le sue doti culinarie, insomma. Si parlò anche dell'omicidio avvenuto all'università, però in termini abbastanza sbrigativi, in quanto non se ne sapeva ancora nulla neanche dai giornali, cioè si sapeva talmente poche cose che non fu il centro della discussione. Se ne parlò anche comunque. Ah sì. In termini sbrigativi cosa significa? Che non si fecero ipotesi.
No, che non si fece nessuna ipotesi, in quanto anche i giornali non ne facevano all'epoca. Nessuno si chiese chi poteva aver sparato. È così? Beh sì, ce l'ho chiesto. Per favore, quel telefono. Brigadiere, per favore prelevi il telefono e lo tenga nel suo ufficio, che poi verrà restituito dopo, all'uscita della persona che disturba. Allora si parlò, Si parlò, ci può dire come se ne parlò, perché in termini sbrigativi, come dire, hanno sparato, chissà chi è stato, è finito lì, oppure si disse ma come? no, si parlò dell'accaduto, però sinceramente non le ho detto in modo sbrigativo perché non ricordo una conversazione particolare incentrata su un particolare argomento. Ecco, questo non ricorda quindi la conversazione che ho fatto sull'omicidio, così? Scusi, vuoi ripetere? Non ho sentito. Ha detto, non ricordo di cosa si parlò sull'omicidio, la conversazione particolare è così? No, Non è. Ce lo ripeta, lo ripeto. quello che si disse a proposito della morte di Marta. mi ricordo che si parlò dell'assurdità della cosa e della gravità della cosa, ma non si parlò di un aspetto particolare della vicenda, in quanto appunto se ne parlava all'università di Roma, non si parlava di altro. Parlammo appunto di altri argomenti e quando toccammo l'episodio della morte di Marta Russo non parlammo di un argomento speciale, particolare, per cui io non lo ricordo. Non ricorda. Senta, ricorda se di questo argomento specifico parlò con Liparota? In quella sede lei intende? Io le sto parlando della sera del 17. Sì. Io personalmente in separata sede con lui no, ne parlammo tutti quanti insieme intorno al tavolo. Grazie. Lei poi ha detto che invece ci fu una cena successiva. Sì. Esatto. E in quella sera se ne parlò? Quella sera sì, se ne parlò di più appunto perché il giorno precedente c'era stata la prima tornata, tra virgolette, di informazioni sommarie presso la Digos. Per cui se ne parlò e anzi da una parte come posso dire, si scherzò anche su un particolare, in quanto a un certo punto entrò una guardia giurata nella pizzeria e il dottor Liparota fu oggetto di uno scherzo e gli dicemmo: Franco, stai attento, sono venuti a prenderti, adesso ti portano via perché sappiamo che sei stato tu. E lei ha detto che in quella cena il Liparota, a differenza della prima cena, appariva molto agitato. Molto no, agitato. Ma veramente lei ha detto che appariva agitato, anzi molto, che era provato dall'interrogatorio. Provato fisicamente. Fisicamente. In che cosa consisteva questa? Consiste sicuramente in occhiaie, in stanchezza, nel risultato di una stanchezza fisica che emerge dal volto di una persona. E quindi questo gliel'aveva detto Liparota. Questo l'avevo visto io con i miei occhi. Ah, lei ha visto che dipendeva dall'interrogatorio? Mi scusi? No. Che era provato dall'interrogatorio, glielo ha detto Liparota? Sì, perché anche il giorno presso il commissariato, presso l'università, ci incontrammo io, il dottor Liparota e il dottor Arienna, che era il bibliotecario della biblioteca, e tutti e tre stavamo là da parecchie ore. Io sono stato 6-7 ore tra l'interrogazione Guardi, noi parliamo di Liparota, lei ci interessa fino a un certo punto. Grazie. Benissimo. Allora quindi noi parlavamo. La domanda era questa: se la cosiddetta l'apparire provato dall'interrogatorio sia stata una sua deduzione o gliel'abbia detto Liparota. Lei deve solo rispondere a questa domanda. Io e Liparota, l'ho fatto la premessa per spiegarle che io e Liparota parlammo della stanchezza che avevamo entrambi provato nell'attendere ore e ore presso il commissariato di essere interrogati. Sì, quindi io voglio sapere. Parlammo, noi. Questo non lo metto in dubbio, ma se Liparota le ha detto io sono provato dall'interrogatorio. Sì. Grazie. Senta, poi lei ha detto, a proposito del bigliettino che è finito misteriosamente in questa lavatrice per sua distrazione, immagino, poi lo vedremo, che lei doveva parlare con il dottor Scattone o con il dottor Ferraro, ma invece parlò con un altro, con uno degli altri, non ricordo con chi doveva parlare.
Può spiegarmi meglio? Io ero stato incaricato di parlare col dottor Ferraro, in quanto in questo appello straordinario per i frequentanti del 16 maggio il dottor Scattone non sarebbe stato presente, in quanto impegnato in altri affari che non conosco. Quindi ero stato incaricato di chiedere questa cosa al dottor Ferraro, che sarebbe invece stato presente il 16. Sì, ho capito. Non avendo trovato il dottor Ferraro, trovato è sbagliato perché non è che l'ho cercato. Non avendolo incontrato, lo chiesi al dottor Scattone, il quale aveva tenuto insieme al dottor Ferraro il suddetto seminario. E quindi lo dette a Scattone perché? Perché me lo trovai davanti e sapevo che era l'altra persona che aveva tenuto il seminario insieme al dottor Ferraro. Quindi riteneva fosse la stessa cosa, e questo in buona sostanza. Non proprio, appunto perché il dottor Scattone non ci sarebbe stato quel giorno, per cui non poteva essere al corrente di particolari. Lo stesso obiettivo, o no? Non proprio, perché essendo un appello specifico, di una seduta specifica di esame, magari quello che valeva per la data 16 maggio poteva non valere per il 30 maggio. Il dottor Scattone non sarebbe stato presente al 16 maggio, quindi io ritenevo dentro di me che non sarebbe stato in grado di dare la stessa attendibilità a una risposta di quanto avrebbe potuto darmene invece il dottor Ferraro. E ciò non di meno lo dà a Scattone. Mi scusi? E ciò non di meno lei lo consegna. Io lo chiesi a Scattone. Grazie. Sì. Senta, quando avvenne questo incontro con la signora a letto che le disse che ne pensi di questo omicidio? Se lo ricorda? Ho detto, ritengo ai primi giorni di giugno. Senta, i primi giorni di giugno, ci può in qualche modo fare un racconto, una sceneggiatura, dove avvenne, come vi incontraste, e che cosa, quello che ricorda di questo? Dunque sì, io ricordo che eravamo, non mi ricordo esattamente in quale luogo, sicuramente. Mi ricordo che però fui avvicinato dalla signora a letto, la quale mi chiese appunto cosa ne pensavo. Aspetti, signor Laporte, aspetti un attimo. Se lei mi dice non mi ricordo se fui avvicinato, non mi ricordo dove mi trovavo, il resto... Presidente, chiedo scusa, mi oppongo. Il test non ha detto che non si ricorda, non si ricordava in quel momento in quale luogo, non che non fu avvicinato. E quindi invito la parte civile... Il test parlava, è stato interrotto. Facciamo quindi... Sì, io però gradirei che il signor Laporta guardasse la Corte. Sì, guardi noi. Perché sono un po' non siamo tanto belli, ma comunque, meglio di niente. Sa com'è. Senti, allora, lei ricorda dove la incontrò? No. Ma sempre nell'area dell'università? Sì, o sempre all'interno dell'istituto. Sempre all'interno dell'università. Poi abbiamo detto che la incontrò nei primi giorni di giugno. All'incirca. Sì. Allora, continua a rispondere. Come avvenne questo incontro? Come avvenne? Quando avvenne intanto? Di sera, di mattina? All'aperto, al chiuso, dove? È un locale... Io ricordo che avvenne all'interno dell'istituto, quindi al chiuso, se bisogna discernere. L'orario non lo ricordo. Mattino o sera o pomeriggio? Neanche, non lo ricordo. Però ricorda, mi pare di aver capito, che fu la signora che avvicinò lei. Certamente. Quindi possiamo dire che l'iniziativa partì dalla signora a lei. Sì. E come fu l'approccio? L'approccio fu di una persona dubbiosa riguardo un accaduto che venne da me per avere delucidazioni. No, scusi, lei scrive molto bene, però io la prego di raccontare fatti, non descrizioni. Le ho chiesto di dirmi se l'approccio fu, abbiamo detto che la signora a letto si rivolse a lei. Sì. E come iniziò il discorso? Il discorso dire iniziò, le parole? Le parole esatte ovviamente non lo ricordo. Le parole furono però, il contenuto, l'oggetto del discorso fu... No, vede, signor Laporta, non ci siamo. Ci opponiamo. No, sta rispondendo il test, la parte civile non deve interrompere. Aspetti un momento, veramente stava rispondendo il test, è stato lei a interromperlo. No, è stato lei, avvocato. Stava parlando il test e lei è intervenuto. Allora dica testualmente, non si ricorderà le parole esatte, ma i concetti si li ricorda. Certo. Ce le racconta. Il concetto era quale fosse la mia opinione al riguardo. E ex abrupto. Sì. Viene, la saluta. Sì. E mi dice, senti, ma qua secondo te che è successo? Perché? Ma secondo te perché stanno rompendo le scatole a noi qua, filosofia del diritto, ma noi che c'entriamo? Adesso, ripeto, sto creando delle parole che non ricordo esattamente. Ma il concetto è quello. Lei è amico della signora a letto?
Amico, direi di no. Come perché... il dottor Ferraro e il dottor Scattone? No, perché la signora Letto l'avevo incontrata molte meno volte e avendo un'età maggiore di quella dei dottori Scattone e Ferraro non avevo intrapreso con lei un rapporto confidenziale. Si è chiesto perché la signora Letto si rivolgesse a lei? No, non me lo sono chiesto perché era una cosa che facevamo un po' tutti all'interno dell'istituto, chiederci l'un l'altro secondo la nostra opinione reciproca. E quindi... Chi le altro le ha chiesto opinioni in questo senso? Ce lo può dire? Io un po' tutti, per esempio varie volte ho parlato con l'altra bibliotecaria Laura Cappelli. Sì, poi chi altro? Poi con tutti i miei colleghi borsisti dell'istituto. Poi con... I nomi per cortesia. Allora, Remigia Cristina Laganà, Lara Pasquali, Giuseppe Gerace, Angelo Petrone, Daniela Spagnolo, Francesca Rossetti, Donata Nuzzo, Claudia Bruno e... Quindi forse non ho capito male, voglio per essere sicuro di aver capito. Tutte queste persone si sono rivolte a lei chiedendogli che ne pensi? Sì, come l'hanno fatto? Presidente, c'è opposizione. C'è opposizione. C'è un'opposizione formale, Presidente. Poiché c'è cosa? Non sappiamo qual è l'opposizione. Sul presupposto della domanda che non proviene dalla risposta del testimone. Perché il testimone non ha detto che tutte quelle persone lo hanno chiesto a lei, il testimone ha detto che con tutte quelle persone si è parlato. Guardate che c'è la registrazione. Questo è il suggerimento La che può domanda dare. dell'avvocato Flamini Minuti è perfettamente pertinente ai fatti di causa. Quindi Solo che essendo troppo la sua pertinente- posizione è servita soltanto a far Chiedo perdere scusa, il Presidente. filo del discorso e un po' di tempo. Scusi Presidente, la domanda è pertinente, però non possono essere aggiunte delle chiose che suggeriscano al testo la avvocato, risposta. per favore, non è per possibile, favore. non è corretto. Beh, guardi, non parliamo di correttezza perché a me mi viene da Lasciamo ridere, stare, no? per favore, avvocato, non usiamo questi temi. Ma intanto vorrei sapere qual è l'interesse del collega può su questa riformulare domanda. la domanda, per favore? La può La riformulare? domanda è questa: se corrisponde al vero, se ho ben capito, e poi risentiremo eventualmente la registrazione, tutte le persone che ha nominato si sono rivolte a lui per chiederle che ne pensassero dell'omicidio. Non era un rivolgersi a me, era un parlarne insieme. No, Era la domanda parlare... mia era diversa. Sta rispondendo? Certo. È un parlarne insieme. Sì, adesso se io e lei iniziamo a discutere di un argomento, io non so dirle se la prima parola l'ho detta io o l'ho detta lei, ne stiamo parlando insieme. Va Se bene. è una cosa che interessa entrambi, Senta, ne si parla. chi altri, oltre alla signora Letto, si è rivolto a lei per chiedere cosa ne pensasse dell'omicidio dell'università? Va bene così, la domanda è comprensibile? Sì, è comprensibile. A me specificamente, nel chiedere un'opinione specifica, non si è rivolto nessuno. Grazie, non ho altre domande. Sì, l'avvocato Andreozzi, parte civile ancora. Io da un momento al 9 maggio, lei è arrivato verso le 10, ha detto, che Sì. quando avrebbe dovuto cominciare, e si è trattenuto dove, o meglio, lei, come ha svolto la mattinata del 9 maggio, dove è stato? Sono stato nella sala cataloghi, eccetto alcuni momenti in cui sono andato a ritirare dei libri per gli studenti che venivano a chiedermeli, oppure altre volte mi sarò mosso, può essere una volta per andare in bagno, era una giornata molto calda, quindi sarà sicuramente successo, però non posso stabilirlo con certezza. Grosso modo 2 volte, 10 volte, 5 volte? Grosso modo 3, 4, 5 volte. Sia per andare a fare queste sue esigenze personali, sia per, sommando insieme quando è andato a prendere i libri, sia per le sue esigenze personali? Sì. Liparota era nella sua stessa stanza quando è arrivato? Quando lei è arrivato? Mi sembra di sì. È rimasto stabilmente in quella stanza? No, è uscito varie volte. Può dirci quante volte più o meno? Ricorda se per caso qualcuno lo ha cercato mentre lei era nella sala cataloghi e lui non c'era? O Sì, se appunto. c'era? Il mio collega Giuseppe Gerace voleva parlare con lui. E nei momenti in cui ha ricordato prima che è venuto 2 volte, Sì. può ripeterci più o meno l'orario?
Io l'orario non lo ricordo, l'orario le posso dire verso le 11.35, 11.45, in quanto mi è stato detto che lui, Giuseppe Geraci, aveva dato questo orario, ma io non lo ricordo l'orario. Lei ricorda da quanto tempo era assente dalla stanza il Liparota quando il signor Geraci è venuto a cercarlo? Non lo ricordo con certezza, però erano più di 5 minuti. Più di 5 minuti. Invece, quando ha incontrato, lei già ci ha detto che ha incontrato la dottoressa Lipari, anzi, una prima volta l'ha notata quando si è affacciato nella sala biblioteca, esatto? No, la prima volta l'ho incontrata nella sala cataloghi quando è venuta a chiedermi un aiuto nella ricerca col computer. Esatto, sì, scusi. Poi nel corso della mattinata l'ha rivista ancora? L'ho vista esclusivamente quella volta che si è affacciata appunto nella sala. E quanto tempo è dopo, a grosso modo evidentemente, al primo incontro, quando si è affacciata la prima volta? Io le posso dire un'ora, ma è una cosa molto orientativa. Molto orientativa. Quando è venuto, abbiamo scoperto che si chiama Mancini, quell'usciere o qualcosa del genere, più o meno, può ripeterci a che ore è arrivato? All'interno io ho detto verso mezzogiorno. Verso mezzogiorno significa molto prima, molto dopo? Significa all'incirca mezzogiorno, né molto prima né molto dopo. Né molto dopo. E ha parlato di questa ragazza svenuta, eccetera. Chi altro c'era insieme a lei in questa stanza? C'era sicuramente il dottor Liparota, in quanto si rivolgeva a lui perché è la persona che conosceva meglio. E poi? E poi non ricordo se c'era anche Benedetta Faedi o no, non lo ricordo. Mi ricordo che io ero seduto al tavolo a una scrivania che si trova in sala cataloghi e non mi ricordo se all'altra scrivania c'era Benedetta Faedi o meno. Siccome abbiamo stabilito per sua dichiarazione che la dottoressa Faedi era andata via a mezzogiorno, dobbiamo dedurre che questa notizia è arrivata prima di mezzogiorno. No, appunto perché non so se c'era o meno la Benedetta Faedi e non so se questo avvenne prima o dopo mezzogiorno, io non posso dirle se avvenne prima o dopo mezzogiorno. Cioè, sono due cose interrelate ovviamente. Ho capito. Senta, era già arrivato, aveva già incontrato il dottor Scattone? No. Quando è arrivato questo signore? Eccetera. No, assolutamente. Ha precisato questo signor Mancini dove questa ragazza si era sentita male? No, aveva detto qua fuori, generico mi sembra. Eppure avendo parlato di una persona che era svenuta, ma lei ha aggiunto che stava male perché era stata notata con la lingua fuori, così mi pare che ha detto, fuori dalla bocca. Cioè, a lei non è venuto il dubbio oppure la curiosità, si è affacciata a qualche finestra, ha chiesto ulteriori informazioni? No, non ho chiesto nulla anche perché non ho mai visto una persona svenuta e non sono al corrente se una persona quando sviene ha o meno la lingua fuori dalla bocca. Ma molte volte a lei hanno dato notizia che una ragazza è svenuta nell'ambiente universitario? È capitato tante volte nella sua vita? No. E non è venuta curiosità dopo aver avuto questa notizia, questa informazione, di assodare, vedere che cosa fosse accaduto e perché? No. Nella maniera più assoluta. Ha sentito la sirena dell'ambulanza quando è arrivata e se è arrivata? Mi sembra di averla sentita, sì. Ed era molto prima, molto dopo questa notizia che le era stata data da questo signor Mancini? Mi sembra che l'ambulanza venne prima dell'arrivo del Mancini, però non ne sono sicuro. Ma se fosse venuta prima, avesse notato prima questa sirena dell'ambulanza e dopo la notizia della Mancini, non si poteva più parlare allora di un caso così, di una ragazza svenuta per il caldo e basta con l'arrivo dell'ambulanza, o no? Scusa, c'è opposizione della difesa. Innanzitutto del caldo o meno non mi sembra che si sia parlato. Sì, effettivamente è formulato in modo tale da richiedere quasi un'opinione. Ma più che un'opinione, volevo capire se il test è uno abituato, sente spesso di sirene dell'ambulanza all'interno dell'università, allora faccio questa domanda come prima domanda. No, non sono abituato. Comunque ha dato già una risposta, non era curioso. Non era così, ecco, la sostanza era questa qua. Senta, Liparota, la prima volta che abbiamo detto lo trovo lì, poi lo rivede pure avanti e indietro, ma sostanzialmente nel corso della mattinata è rimasto nella sala dove lavorava anche lei, salvo quegli
i momenti in cui lei usciva e altri momenti in cui... Sì, sostanzialmente sì. Ho capito. Senta, la signora Alletto invece, parlo sempre la mattina del 9 maggio, non il colloquio successivo, quando e dove l'incontra più o meno? La mattina del 9 maggio mi state chiedendo? Com'è? Lei parla sempre della mattina del 9 maggio, vero? Sì, e viene lei nella sala cataloghi e poi andiamo insieme nella sala degli uffici della biblioteca. Prima non l'aveva ancora incontrata? No. Quella mattina. E successivamente? No, non l'ho più incontrata. Non l'ha più incontrata, no. Nell'arco della mattinata? Sì, no, non l'ho più incontrata. Gerace, l'abbiamo detto, senta, quando lei ha detto che doveva parlare col dottor Ferraro di un problema particolare che già ci è stato ricordato, quando arriva il dottor Scattone, fa una telefonata, ci ha detto, lei però educatamente non si interessa della telefonata. La domanda che ha posto al dottor Scattone avviene prima o dopo la telefonata? Dopo. Dopo la telefonata. Le ha per caso detto il dottor Scattone che aveva parlato per combinazione subito prima col dottor Ferraro? Non ricordo che me lo disse. Non ricorda o lo esclude? Non ricordo. Non ricorda. Ma avendo lei fatto una domanda che era diretta sostanzialmente al dottor Ferraro e che soltanto di ripiego fa al dottor Scattone, lei l'ha posta in questi termini al dottor Scattone o no? Questi termini quali, scusi? Cioè che lei voleva parlare, cercava il dottor Ferraro che non avendolo incontrato... No, non gli ho specificato questo particolare. Non gliel'ha specificato questo particolare. Lei ha detto prima, ha parlato della cena, quella casa del dottor Scattone, era preparata da tempo oppure era stata... Ecco, ci dica anzi quando era stata organizzata. Dunque, la cena era stata programmata da tempo, in quanto il mio collega Giuseppe Gerace venne quella mattina del 9 maggio appunto per chiedermi notizie su quella cena, la quale era... lei sta parlando con la casa di Scattone, scusi? Sì, no, allora sto confondendo. Prego. Era in programma la settimana precedente, soltanto che fu rimandata perché il dottor Scattone, mi ricordo, doveva andare a Napoli, quindi non fu più tenuta. Comunque era in programma già, appunto, doveva essere tenuta la settimana precedente. Ed era stata spostata, perciò lei ha detto a quando? Al 17 maggio 97. Che è un giovedì? No, è un sabato. È un sabato. Che se non sbaglio lei in uno dei corsi dei suoi interrogatori ha parlato del giovedì successivo, se non sbaglio. Oggi ha parlato di sabato. Dunque, nell'interrogatorio reso il 12 giugno, lei dice, ricordo per corrente indietro al tempo avviso Gerace, eccetera, nonché di Parota, consultando la mia agenda sicuramente il venerdì 9 maggio decorso, perché le contestano quello che ha già detto sulla presenza di Gerace, che dice che di Parota non c'era. Poiché la cena è stata fatta il giovedì successivo. Si allude a questa stessa cena di cui stiamo parlando o a un'altra cena? No, si allude a un'altra cena perché questa cena di cui stiamo parlando Giuseppe Gerace non fu invitato e non fu presente. No, non parlo di un Gerace invitato alla cena, scusi. No, si parlava dell'altra cena, della pizzeria, non della cena a casa del dottor Scattone. Se non sbaglio lei prima, ma anche in un altro interrogatorio, dice che la cena in pizzeria avviene molto dopo, alcuni giorni dopo. Prima abbiamo la cena a casa del dottor Scattone, che oggi ci dice che è un sabato e qui sembrava che fosse il giovedì. Poi c'è la cena a Pizzarezza, non mi ricordo male, sì, nella pizzeria Pizzarezza, che avviene una settimana dopo ancora. Avviene la settimana successiva. Ecco, allora, il giorno successivo al suo esame testimoniale, è vero? Così ha detto. Esatto. E cioè la cena a Pizzarezza. Adesso non ricordo se era il 21 o il 22 maggio. 21 o 22 maggio. Invece quella scusate un momento, possiamo chiedere al pubblico ministero per favore la data di questo esame, insomma, di formazione del test? Ma quello è il 21. Così chiariamo una volta per tutte siccome è la giornata della cena in pizzeria. 21 maggio ore 17.05 e 07. Quindi la cena in pizzeria è avvenuta il 20 maggio. No, il 22. La sera dopo, ha detto. Ecco, la sera dopo, scusate, il giorno dopo. Invece quella a casa... Posso? Prego. No, perciò si parlava di giovedì, perché il giovedì è il giovedì 22 in cui ci fu appunto questa cena in pizzeria. Perciò lei prima ha parlato di giovedì. Il giovedì di cui si parlava era il giovedì di Pizza Re, non il giovedì di casa di Scattone.
Scusi, io ripeto, leggo qui, ricordo l'interrogatorio del 12 giugno, quando le contestano se Liparota era uscito o non era uscito, perché lei inizialmente non aveva detto questo, le dicono ma guardi che c'è un suo collega Gerace che invece prova a cercarlo 2 volte, eccetera. A questa contestazione, alla quale lei oggi ha fatto anche riferimento, ricordo percorrendo indietro nel tempo, e visto che il collega Gerace aveva chiesto della cena, cioè siamo al 9 maggio quando chiede della cena, che dovevamo partecipare noi e altri borsisti, nonché Liparota, consultando la mia agenda, sicuramente era il venerdì 9 maggio, cioè il momento in cui si incontra con Gerace che chiede Liparota, poiché la cena è stata fatta il giovedì successivo. Ora, in italiano sarà scritto pure male, ma il giovedì successivo al 9 maggio, non può essere successivo a qualche altra, a 2 settimane. Vuole chiarirci questo punto? Adesso non ricordo quello che disse a suo tempo, la cena fu fatta 2 giovedì dopo, allora. Perché lei dice ancora, essendo sicuro di ciò, è da collocarsi nella mattina di venerdì 9 maggio, l'incontro con Gerace, senza Liparota, eccetera, ma non ricordo l'orario preciso, qui dice. Sono sicuro che quanto raccontato a Gerace risponde però a verità, in quanto egli è ritornato per chiedere dove fosse Liparota. Posso spiegare il successivo? Dunque, il mio turno in biblioteca si svolge a venerdì alterni, quindi essendo stata fatta la cena appunto da Pizzaré giovedì 22, i miei turni in biblioteca in quel periodo erano venerdì 9 maggio e poi venerdì 23 maggio, appunto perché era a venerdì alterni. Essendomi quindi ricordato che la cena era il 22, io ho dedotto che la mattina in questione era il 9 maggio, in quanto venerdì 16 maggio io non stavo all'università, perciò parlavo di giovedì successivo, in quanto per me era appunto era tutto collocato in funzione dei venerdì. Va bene, adesso oggi ci sta dando questa spiegazione. Ancora, lei dopo queste 2 cene o tra una cena e l'altra ha avuto occasione di rincontrare o all'università altrove Scattone, Ferraro e Liparota? O uno dei 3 o tutti e 3 e chi dei 3? Non me lo ricordo, ma non mi sembra, perché non erano giorni in cui io frequentavo l'istituto. Ma lei non ci andava tutti i giorni all'istituto? No, io andavo il giovedì pomeriggio tutte le settimane e il venerdì mattina a giorni alterni. Essendosi collocato... A settimane alterne? Sì, scusi, a settimane alterne, certo, mi scusi. Essendo... Lei mi ha chiesto se ho visto tra il venerdì 9 e il... E la cena, l'ultima diciamo, quella di Pizzaré. Ah, l'ultima? A prescindere dalla cena a casa di Scattone, ovviamente. No, se allora non me lo ricordo, io pensavo lei si faceva riferimento alla... No, non me lo ricordo. Allora, tra il 9 maggio e la cena a Pizzaré non ricorda se ha rincontrato queste 3 persone? No, non ricordo. Perciò comunque la sera in cui vi siete incontrati a casa del dottor Scattone era la prima volta dopo l'episodio del 9 maggio. Non mi ricordo, non posso dire che era la prima volta, perché non me lo ricordo. Non se lo ricordo. E l'avvocato Flamini già le ha chiesto di che cosa avete parlato e lei ci ha risposto, ma in relazione all'episodio del 9 maggio, pur non essendo lei curioso come abbiamo scoperto stamattina, il fatto era già avvenuto, i giornali avevano parlato ed era morta una ragazza. Ecco, in questo colloquio tra di voi, cioè sotto le vostre finestre, le finestre del vostro ufficio, vuole essere, ripeto, del vostro istituto, vuole essere un pochino più preciso se effettivamente tutto il dialogo è stato quello che lei ha descritto poco fa rispondendo alla domanda del collega Flamini Minuto, o c'è stata qualche altra cosa? È possibile che la sua non curiosità sia spinta fino a questo punto? La domanda è se nel corso della discussione...
Sì, che cosa vuol dire? L'avvocato mi ha chiesto se la mia curiosità si era spinta fino al punto da non chiedermi, non affacciarmi, anche perché il tutto Quindi non non è c'è successo. stato nient'altro? No, perché il tutto non è successo sotto la finestra della sala dove ero io, ma sotto alla finestra dalla parte opposta dell'edificio del corridoio dell'istituto. Vabbè, d'accordo, ha risposto. Però lei prima, nel corso di una risposta data a uno dei difensori, non ricordo a chi, sempre parlando della scena del 17, ha parlato della assurdità della cosa, ha usato questi termini, siccome lei ha un buon linguaggio della espressione, che significato ha, visto che non sarà curioso, non avreste parlato, però parla di assurdità della cosa. Vuole dirci che intendeva dire Sì, dell'assurdità della cosa? Tra essere curiosi e rimanere sconvolto perché una ragazza della mia età viene uccisa in un luogo dove io passo la mia vita, c'è una differenziazione da differenza. fare. Nel momento in cui viene a sapere che era successo qualcosa, pensa che fosse accaduto uno svenimento o un Questo fatto l'ho capito, comunque perché che non era un fatto di morte. Successivamente apprende, adesso chiederemo quando, apprende che invece la ragazza era morta. Esatto. A questo punto risponde alla sua Subentra, domanda. subentra un sentimento che prima non vi era, perché nel momento in cui io penso a una ragazza svenuta posso non preoccuparmi particolarmente. Nel momento in cui so che una ragazza invece è stata uccisa in un viale che io frequento giornalmente, la sensazione cambia notevolmente e quindi diventa una situazione in cui io penso che è una cosa assurda, da cui l'assurdità di cui parlavo precedentemente. Mi scusi se la porta, però la cena a casa Scattoni avviene quando lei già sa, e anche gli altri sanno, che una ragazza è morta in quella maniera come la sta dicendo lei adesso. E continua a dire che in quella circostanza, pur incontrandovi tutte persone che stanno in quell'istituto ai piedi del quale è avvenuta questa assurdità di cui lei parla, non se ne è parlato o se ne è parlato pochissimo. Io non ho detto né che non se ne è parlato né che se ne è parlato pochissimo, ho detto che si è parlato in generale della cosa senza soffermarsi su un argomento particolare, ma ho detto che se ne è parlato. E che significa se ne è parlato in generale? Presidente, chiedo scusa, io non vorrei, Presidente... Siamo in sede di controesame. No, ma ha già risposto, cioè alle stesse domande ha già risposto, poi io mi appello al suo ricordo a questo punto, Presidente, perché sulle stesse domande ha già risposto. No, io in controesame posso ripetere la domanda ancora se è vero, e comunque non è la stessa cosa. Ho fatto una domanda diversa. Sì, prima abbiamo parlato di assurdità e adesso ha risposto che è in generale. Voglio capire da una persona preparata e colta come il signor Laporta che intende se ne è parlato in generale di un omicidio a una ragazza sotto il suo istituto. Io intendo parlare di quello che avevano scritto i giornali in quel periodo, parlare del fatto in sé, appunto la morte di una studentessa all'università, che ripeto io definisco assurdo insieme ad altre cose, insieme ad altri aggettivi che potrei usare, e quindi parlare in generale vuol dire parlare in modo ampio dell'argomento, però senza trattare un argomento specifico. Faccio un esempio: non abbiamo parlato di come è stata, non so, del colpo che era partito da qua o da là, né abbiamo parlato dell'ora, quindi un riferimento concreto a qualcosa che io oggi a distanza di un anno posso ricordare. Ricordo che parlammo dell'episodio e non ricordo altro. Si sono fatte ipotesi sulle modalità dell'omicidio? No. Neanche da che parte potesse essere arrivato il colpo che aveva attinto la ragazza? No, ho appena detto. E sulle eventuali o meglio, sul fatto che quel colpo poteva essere diretto a quella ragazza o ad altre persone? No, non si parlò... Non si fece alcuna ipotesi. No, si disse soltanto che è morta una ragazza, qualcuno l'ha sparato, basta. Non si disse come mai può essere accaduto. Appunto, sì, ci chiedemmo come mai, cioè, sì, certo. E allora si sono fatte alcune ipotesi. Ma il problema è che io adesso, a distanza di un anno, non posso ricordarmi le ipotesi che si fece. Il mio ricordo è riferito a un anno fa e ricordo una conversazione generale riguardo l'argomento. Sì. Scusi un istante solo. Sì, aspetta un istante. Scusi, lei prima ha dato delle indicazioni abbastanza esatte sugli orari in cui ha incontrato l'altra persona, parlo attorno al 9 maggio, mi scusi. Lei aveva avuto occasione di volta in volta di verificare come l'orario, o l'ha ricostruito dopo? Dunque l'orario io non l'ho mai ricostruito esattamente, infatti ho sempre dato un periodo di oscillazione.
L'orario del dottor Scattone l'ho ricostruito in quanto mi ricordo che la mia collega, dottoressa Benedetta Faedi, era andata via e mi ricordo che l'incontro si protrasse fino alla fine del mio orario di lavoro e quindi ho ricostruito in questo modo. Riguardo invece alla dottoressa Lipari, la prima volta che l'ho incontrata nella sala cataloghi, lo ricordo perché io appunto ero appena arrivato e mi occupai subito di questa questione. Per quanto riguarda invece l'incontro con la signora Letto nella sala degli uffici della biblioteca, appunto ho specificato che non ricordo quando avvenne, ma addirittura ho detto nella prima metà del mio orario di lavoro, appunto per purtroppo testimoniare una mia mancanza di memoria al riguardo. Vabbè, d'accordo. Visto, sì, però lei prima ha dimostrato di avere una fortissima memoria, e allora la domanda, lei va spesso a cena fuori o da amici eccetera, e con gruppi di amici e suoi conoscenti? Spesso, scusi, cosa intende? Che ne so, 2 volte alla settimana? Sì. Ecco. E ricorda sempre i nominativi dei commensali, tutti. E li ricordo soltanto se è un episodio particolare, come può essere una prima volta di un qualcosa, come quell'episodio. Soprattutto li ricordo se poi i giornali 2 settimane dopo me li ricordano e me li scrivono, io li leggo. Ecco, allora lei ha ricordato i nominativi dei presenti alla cena a casa Scattone e poi al ristorante Pizza Re, come? Al momento, la prima volta che appunto fu interrogato presso gli uffici della Digos, l'ho ricordato perché era un ricordo abbastanza vivo, essendo un avvenimento recente. Riguardo ovviamente la cena a casa del dottor Scattone, in quanto la seconda pizzeria ancora non era stata tenuta. Per quanto riguarda invece quello che sto dicendo adesso, lo ricordo anche aiutato da quello che hanno scritto i giornali, i quali hanno pubblicato anche le sommarie informazioni da me rese. Sì, però scusi, i giornali che io sappia, io non è che li ho letti tutti quanti onestamente, però preferisco fare i processi in udienza, e pubblicavano forse delle sue dichiarazioni, ma non credo che ci fosse l'elenco di tutti i commensali. E invece c'erano. C'era in quali giornali? Tutti, guardi, non so dirle quali, non so dirgli neanche la data, ma c'erano, non dico di averli conservati a casa, ma quasi. Senta, lei prima ha parlato del bigliettino e noi non ci siamo opposti a un bigliettino trovato poi. Quando l'ha trovato? Non lo ricordo assolutamente, l'ho trovato però un bel po' dopo che fu scritto, appunto perché era finito in una tasca, in fondo alla tasca di un paio di pantaloni, talmente in fondo che neanche mia madre, andando a lavare questi pantaloni, l'aveva trovato e l'aveva estratto. Grosso modo, diciamo 1 mese dopo, 2 mesi dopo, 20 giorni dopo? Non lo saprei dire con precisione. Più di 1 mese dopo, penso. Più di 1 mese dopo. Il dottor Scattone era stato già arrestato? Probabilmente sì, non sono sicuro di questo. Quel bigliettino poteva avere nella sua mente una importanza per il dottor Scattone o no? Tant'è che oggi ne ha parlato. No, non ho capito questo, chiediamo un apprezzamento personale? Rinuncio a questa domanda, allora gliene faccio un'altra. Ha ritenuto opportuno o no presentarsi alla polizia o al pubblico ministero, essendo stato già interrogato lei 5 volte su questo episodio, di portare questo bigliettino, e perché non l'ha fatto? C'è un motivo particolare? No, non c'è nessun motivo particolare. E allora qual è stato? Per quale motivo? Se non è particolare sarà generale. In generale è che non ritenevo che fosse una cosa importante per la procura. E questo bigliettino, secondo me... allora, avvocato, è meglio chiarire i tempi. Lei trova questo bigliettino quando ancora non erano state esaurite tutte le sue... No, quando erano esaurite. I suoi interrogatori da parte del pubblico ministero, da parte della polizia giudiziaria, o erano già esaurite? Erano esaurite la prima tranche, diciamo, l'ultima volta nel mese di marzo invece... Marzo 1998. 98. Lei rispetto al marzo del 98, quanto tempo prima aveva rinvenuto il biglietto? Vari mesi. Vari mesi? Sì. Un anno?
Un anno? Un anno no, certo. No, certamente, 6 però mesi, 6, 7, 8, 9 mesi. Io ripeto, io penso di questo bigliettino di averlo trovato alla fine di giugno, luglio, agosto, più o meno d'estate comunque. Ecco, mi scusi perché sto per terminare veramente. Lei avrebbe trovato questo bigliettino sbiadito, che si legge male, eccetera, a giugno-luglio del 1997. L'ultimo suo interrogatorio precedente del 12 giugno, poi viene richiamato a marzo. Ammettiamo che lei non ritenesse in quel momento di portarlo e dimostrarlo. E ha detto prima perché non lo riteneva importante. Non ho capito la domanda, mi scusi. Lei non ha portato, dopo aver rintracciato questo bigliettino al giugno-luglio 1997 alla magistratura o alla polizia perché non c'è un motivo particolare, ma comunque perché, ha detto lei prima... Perché non lo ritenevo importante per la procura. Benissimo, perché l'ha conservato? Perché era un ricordo di un amico che era in situazioni un po' così delicate. Allora aveva un'importanza per questo suo amico che stava in una situazione delicata, è vero questo. Com'è? No, non c'è un problema. Vabbè. Questa è una sua valutazione, avvocato, poi lo faremo in sede di arringa. L'ultimo, mi credo aver finito, un attimo solo. Un attimo, scusa. La telefonata, lei l'ha già detto prima, del dottor Scattone, è stata breve o lunga? Cioè lei non ci ha saputo dire se è durata molto, quanti minuti è durata. Potrebbe dirci però se è stata breve o lunga. Sono due termini. Una telefonata, buongiorno, ciao, come stai? È breve. E poi se invece uno si trattiene per raccontare, sia pur non lei sentendo quello che dicono. Guardi, se devo dire breve o lunga e non ho la terza possibilità che dire non me lo ricordo, direi breve. Però Direbbe breve. Perciò poteva essere una telefonata di un appuntamento o qualcosa del genere, non lo sa lei. Continua a fare il controesame e io voglio fare, volendo, ma non le faccio. Sì, che non ha sentito la telefonata, il contenuto, come fa a dire? Però avvocato, quando dice allora poteva essere, alla fine questo cosa significa? Qual è la sua opinione? No, non è un'opinione. Si ha percepito, come? Se ha percepito? Se ha percepito se era un appuntamento o qualcosa del genere o se non ha percepito assolutamente niente. Allora, ripeto. Però la domanda formulata in questi termini, in che cosa consisteva il contenuto della telefonata? È in grado di dare una risposta? No. Assolutamente no? Assolutamente no, perché non sentii il contenuto della conversazione come detto precedentemente. Vabbè, a che distanza era dal dottor Scattone mentre era al telefono? Dunque, ripeto che io ritengo di essermi trovato all'ingresso della sala, della stanza, in quanto per un fatto di discrezione non mi sembrava opportuno stare a sentire la telefonata del dottor Scattone. Sì. Il telefono distava quindi? Il telefono distava all'incirca quei 4 metri che può essere la lunghezza della stanza. L'ultima domanda veramente. Lei ha continuato a frequentare l'istituto dopo l'episodio, dopo l'omicidio di Marta Russo. Che atmosfera ha avuto l'impressione, qui devo dire l'impressione per forza perché parliamo di un'atmosfera già chiesta ad altri testi peraltro, nell'istituto stesso? Dunque l'atmosfera era abbastanza tesa, soprattutto in relazione ai giornalisti che assalivano l'istituto giornalmente e comunque era molto... forse preoccupata direi per quello che stava succedendo, in quanto ovviamente non era una cosa, era un avvenimento che li stava coinvolgendo un po' tutti in prima persona. Ho capito. La ringrazio. Avvocato Petrucci, sempre per la parte civile, pochissime domande. Signor Laporta, lei ci ha raccontato in questa sua deposizione di avere rapporti di frequentazione e di confidenza con i dottori Scattone e Ferraro. Si dava del tu o del lei con loro? Del tu. Vista questo rapporto di frequentazione con questi due dottori, come mai quando il dottor Scattone le chiese di poter fare una telefonata il giorno 9 maggio era intimidito? L'ha riferito prima qui. Perché caratterialmente ritengo che lui sia timida come persona e quello che io ho percepito era un certo imbarazzo nel chiedermi una cosa del genere. Perché allora non possono fare telefonate come assistenti all'università?
Questo non lo so, non è compito mio stabilirlo. No, è compito suo sapere che il telefono di Devono ufficio usare, può essere esatto, utilizzato soltanto per telefonate di ufficio, questo dovrebbe saperlo. Sì, però non so se telefonate di ufficio sono comprese anche quelle di assistenti che lavorando là... Sono telefonate di ufficio se si telefona alla madre, al padre? No, alla madre no, ma se nel caso in cui il dottor Scattone avesse telefonato, faccio l'esempio, a un ricercatore dell'università di X per una... Questa è una telefonata di ufficio, per cui io non so ma allora se non era... c'era bisogno di essere intimiditi. Intimiditi? Giusto, no? Perché se si faceva una telefonata che ti entrava nei propri No, compiti... forse mi sono spiegato male, Sì, sicuramente. si è spiegato male, infatti. Sicuramente, ora cerco di spiegarmi meglio. Io non penso che lui fosse intimidito per la natura della telefonata, ma per il fatto in sé di dover chiedere di fare una telefonata. Appunto, per il fatto di dover fare una telefonata era intimidito, così lei ha detto. Sì. Va bene. Un'altra domanda. Lei è sicuro che il professor Romano fosse in istituto quel giorno? Io l'ho visto con i miei occhi quando appunto ho detto ero sulla porta della sala catalogo insieme al dottor Scattone e al dottor Fiorini. L'ho visto allontanarsi verso gli uffici della segreteria e verso la sua stanza con i miei occhi, quindi sono sicuro che quella mattina era là. Come mai il giorno 29 maggio, quindi in epoca molto più vicina al fatto di oggi, lei riferisce al dottor Ormanni che la sta interrogando di non essere sicuro? Perché ancora non avevo parlato col dottor Fiorini, il quale mi ha confermato l'incontro. Quindi lei è sicuro perché gliene ha parlato Fiorini, non perché se lo ricorda direttamente? No, sono sicuro perché me lo ricordo direttamente, il ricordo è stato sollecitato dalla conversazione col dottor Fiorini. Comunque prendiamo atto che è molto più sicuro oggi del 9 maggio di queste circostanze. Poi quel giorno, venerdì 9 maggio, l'Università, l'Istituto di Filosofia e Diritto era particolarmente tranquillo o era una giornata caotica come le altre? Non lo ricordo se era tranquillo o particolarmente caotico. C'era molta gente? Me lo ricordo appunto perché mi sono allontanato dalla mia stanza così tante volte per poterlo valutare. Lei non era a conoscenza che c'era un seminario a Teramo e molti assistenti erano a Teramo a seguire il seminario? No, l'ho saputo successivamente sui giornali. Comunque c'era questo seminario e diversi assistenti del suo istituto non c'erano. Ma non è che tutti i giorni ci sono tutti gli assistenti dell'istituto, quindi anche se non ci fossero stati io non avrei notato la differenza. Però lei, quando è stato interrogato il 29 maggio, riferisce normalmente il venerdì mattina una giornata abbastanza tranquilla, mentre oggi ci dice una cosa diversa, che è una giornata come le altre. No, non ha detto una cosa diversa. Non ha detto una cosa diversa. Quindi conferma questa circostanza che è un giorno tranquillo? Sì, l'ho detto, c'è ancora niente. Prima del 9 maggio queste cene conviviali con assistenti, studenti non erano state mai fatte? No, erano state programmate e dovevano essere tenute comunque già dai primi giorni di maggio, sia la cena con i borsisti, se così posso definirli, sia la cena a casa del dottor Scattone. Lei non ricorda che la cena del 17 giugno a casa di Scattone vennero pronunciate alcune frasi anche abbastanza pesanti all'indirizzo di Marta Russo? 17 maggio. 17 maggio. Frasi pesanti? Anche battute pesanti che vennero fatte commentando questo fatto? Assolutamente no. Non se lo ricorda, è sicuro? Sì, assolutamente. Grazie. Poi? Ci sono altre domande? Avvocato Buratti della difesa Alletto, lei ha detto e poi ha confermato che la signora Alletto si è rivolta a lei chiedendole cosa ne pensava del delitto Marta Russo. Lei cosa ha risposto? Che non ne avevo assolutamente idea. Non aveva assolutamente idea, quindi non ha espresso alcun tipo di opinione. No, la mia opinione era relativa a un fatto oggettivo, ovvero che io non avevo sentito alcunché e quindi io No, questo prescinde da quello che lei aveva sentito, il fatto era avvenuto, quindi lei doveva avere un'opinione. Quello che lei disse alla signora Alletto, ci va bene? Io le dissi alla signora Alletto che non avevo assolutamente idea di quello che potesse essere successo. Quando lei mi chiese se avevo visto o sentito qualcosa, io le risposi no, perché così è. In successione cronologica immediatamente successiva, la signora chiese a me spiegazioni, lei ha detto. Chiese spiegazioni su che cosa? Su qualcosa che aveva espresso prima lei? No, sulla eventuale dinamica, per quanto riguardasse del fatto. Cioè, lei mi chiese spiegazioni
forse spiegazioni è un termine improprio, lei chiese secondo me cosa fosse successo, quindi spiegazioni sulla dinamica dell'accaduto. No, io intendo dire un'altra cosa. Lei ha prima chiesto cosa ne pensava del delitto Martarossa. Lei ha risposto non ho nessuna idea in proposito, così ha detto? Sì. Cioè nessun tipo di opinione lei si era fatto su questo fatto peraltro grave. Successivamente, credo nel corso dello stesso colloquio, chiese la signora Letto a lei spiegazioni, quindi evidentemente su qualcosa che lei aveva detto prima. Mi vuole chiarire questo punto? Sì. Dunque, la spiegazione è relativa alla ragione per cui io non avevo un'opinione, e la ragione era che io, non avendo visto né sentito il rumore dello sparo, non potevo essermi fatto nessuna opinione, quindi la spiegazione era riferita al perché io non avessi un'idea precisa e il perché che non avevo visto né sentito nulla. Quindi lei ha risposto che non aveva un'idea precisa perché non aveva sentito lo sparo? Sì, e che comunque non avevo alcuna idea, non sapevo darle una risposta. La sua domanda era cosa è successo, la mia risposta fu non lo so. Grazie. Poi? Difesa Liparota, una sola precisazione. Guardi la Corte. La Porta ha già detto che il Liparota si spostava abitualmente nell'istituto. Vorrei solo sapere se questo riguardava un po' tutti gli ambienti dell'istituto, cioè per quanto è a sua conoscenza il Liparota poteva o comunque in concreto frequentava un po' tutte le stanze dell'istituto, tutti gli ambienti dell'istituto? All'occorrenza sì, all'occorrenza intendo prelevare un libro da un armadio della biblioteca oppure svolgere altre mansioni del genere. Va bene, mi basta così. Allora forse tocca a me fare qualche domanda. Aspetti, dopo. Avremmo dovuto sentire il parere in ordine all'acquisizione di quelle schede, ricorda? Aspetti. Sì, lei ha parlato prima di uno schema di esame, si ricorda? Sì. Schema di esame predisposto quando? Che giorno? L'appello di logica giuridica? No, lo schema di esame, chi è che l'aveva predisposto? Non capisco, scusi, cosa intende per mi sembra schema? che all'inizio di questo esame testimoniale lei parlò di scattone e di uno schema di esame. Ah, no, è lo schema logico del brano che aveva trascritto. No, quando lei a un certo punto ha accennato che Scattoni le disse che era bene che gli studenti pensassero che fosse difficile l'esame. Sì. Si ricordano? Sì. Allora? Questo schema logico, scherzando, dal momento che appunto il dialogo partì da una mia provocazione relativa alla facilità presunta dell'esame, così che era pensato almeno dagli studenti, e lui per rispondere a questa mia provocazione scherzosa ha mostrato questo brano. Esatto, e sempre scherzando disse sì, se i ragazzi pensano che l'esame sia così facile, mostra questo dopo. Benissimo. Chi è stato a prendere l'iniziativa in ordine allo scherzo nei confronti di Liparota durante la scena in pizzeria? Sei stato tu? Non lo ricordo, non credo, conoscendomi, però non lo ricordo da chi partì. Poi diciamo fu uno scherzo cui parteciparono tutti. Appunto, da chi fu promosso questo scherzo? Da uno o da più persone? Un po' da tutti, diciamo. Adesso non so chi... E come reagì Liparota? Facendo gli scongiuri e dicendo ragazzi non scherzate, non sono argomenti su cui scherzare. Avete parlato in quell'occasione delle domande che vi erano state fatte dalla Polizia o dalla Procura della Repubblica? Ma in generale io non mi ricordo quello che dissero gli altri, ma io espressi la mia... Lei non è curiosa, abbiamo visto, ma gli altri potevano essere curiosi. Qualcuno le ha chiesto cosa ti hanno domandato? Sì, esatto, e io ho risposto nulla che mi sembra rilevante, in quanto ritengo di non poter dare nessun contributo importante. E lei fece un'analoga domanda agli altri che erano stati sentiti? Perché tra quelle persone quanti erano stati sentiti dalla polizia giudiziaria? Dunque, che io sapessi Liparota e basta, che io sapessi, perché era l'unico che io avevo incontrato il giorno prima presso il commissariato. E chi è che a lei domandò che cosa ti hanno chiesto
gli inquirenti? Ma io per esempio mi ricordo una mia amica, una delle borsiste, Remigia, mi chiese espressamente cosa mi avevano chiesto, anche perché il giorno in che io passai presso... Parliamo della cena in pizzeria? Sì. Io sto parlando del giorno, sto spiegando perché questa ragazza mi chiese, se vuole se non mi interessa. Stiamo ascoltando. No, dal momento che il giorno prima io dovevo essere all'università a seguire delle lezioni, questa mia amica, che è una borsista, Remigia Laganà, non avendomi visto, si era meravigliata e non dico preoccupata, però si era meravigliata dell'accaduto. Il giorno dopo, quando ci siamo incontrati alla pizzeria, lei mi chiese, mi ricordo, cosa ti hanno chiesto. Soltanto lei? No, mi ricordo lei, però non posso escludere che anche altri me l'abbiano chiesto. Sì. E il 17 maggio a cena a casa Scattone, sì, lei è già stato sentito una volta dalla polizia, no? No. Non era ancora stato sentito? No. Il 21 maggio risale, al 21 maggio risale il primo... Okay. Pubblico Ministero, voleva fare le domande? Quando avete finito voi, Presidente? Volevo solo due precisazioni. Dunque, un particolare che non mi è stato molto chiaro: quando nel corso del controesame della parte civile più volte le è stato chiesto, a proposito di questi discorsi che si facevano, chi chiede per primo, che cosa è successo, cosa sai tu del fatto, eccetera, vorrei che lei mi segnalasse se ci sono delle differenze, se lei ha percepito delle differenze di tono, di modo di porgere la domanda tra la conversazione che ha avuto con la signora a letto e le conversazioni che avevate con gli altri amici, con gli imputati e con altre persone, se c'è qualcosa che l'ha colpita in particolare. Che io ricordi nulla in particolare, veramente. Nessuna differenza rilevante? Attualmente, non essendo una cosa che mi sono mai chiesto in precedenza, non me lo ricordo a distanza di un anno. Poi volevo chiederle un'altra cosa: è in grado di riferire sui rapporti che intercorrevano tra gli imputati, che mi è parso di capire che erano amici tra loro, lei era amico, si vedevano, vi vedete anche con Liparota, ecco, che rapporto c'era tra Scattone, Ferraro e Liparota, tra loro tutti e tre e tra ciascuno di loro con Liparota, che lei sappia? Sì, certamente. La mia impressione è sempre stata quella di un rapporto di amicizia che era lo stesso che poteva esserci anche con me, nel senso una persona che si frequenta all'interno dell'università, che si incontra spesso e col quale ogni tanto ci si esce anche la sera. E l'impressione appunto che mi dettero fu questa, appunto di un rapporto non di amicizia strettissimo, ma comunque un rapporto cordiale tra persone che lavorano nel medesimo edificio. Si davano del tu, gli imputati tra di loro? Sì. Pubblico Ministero? Sì, io avrei delle domande da fare al test, mi spiace allungare l'interrogatorio, ma sono necessarie. Allora, se io ricordo bene, almeno quanto lei ha dichiarato che la porta della stanza dell'aula numero 6 viene aperta esclusivamente su richiesta degli assistenti, giusto? Sì, o in alternativa per prelevare un libro da quella stanza. Lei le è capitato di aprire quindi la sala assistenti su richiesta degli assistenti stessi? Lei parla la mattina del 9 maggio o in generale? In generale. Sì, certo. La mattina del 9 maggio invece? No, in quanto arrivato io... No, basta così. Vediamo un po' se per caso il pubblico ministero quindi risolve lei ulteriore domanda. Non è in grado di dire se qualcuno gli ha chiesto le chiavi praticamente? No, non sono in grado di dire. Quel giorno lei dice il 9 maggio? Quindi... No, io non l'aprii, quindi non... Io non l'aprii, se poi l'aprí qualcun altro... No, se qualcuno le ha chiesto le chiavi. Non sono in grado di specificarlo. Lei non ha avuto nessuna richiesta in tal senso? Di aprire la sala? Di aprire in prima persona no. Senta, lei ha parlato prima, senza che io glielo chiedessi, che eventualmente anche gli studenti hanno accesso in quella sala. Lei ha detto che invece qui, da quello che capisco io, questa sala è riservata agli assistenti, le chiavi le vengono a chiedere a lei, quindi come fanno gli
normalmente per entrare queste altre persone? Dovrebbero chiedere sempre le chiavi? Sì, infatti io precedentemente ho specificato che gli studenti possono avere accesso se la porta è aperta, ovvero non è chiusa con la chiave. Cioè lasciata aperta dagli assistenti? Lasciata aperta dagli assistenti. Ma, non chiusa con la chiave. Esatto, perché la porta... Ma lei ha il compito... Potrebbe essere chiusa, ma non a chiave. Volevo specificare che la porta ha una molla che la richiude automaticamente. Sì, abbiamo capito questo. Ma lei ha il compito di aprirla e di chiuderla, giusto? Non è mio compito esclusivo, però sì. Ecco, scusi, perché lei dice il suo compito esclusivo quando poi riferisce che l'Iparota andando via alle 12:45 le raccomandò appunto la chiusura delle due sale? No, l'Iparota mi raccomandò la chiusura della sala cataloghi, non della sala lettura. Lei parla di 2 sale. Verbale del 21 maggio. Posso rispondere? Comunque, vuole leggere il brano, dato che mi sembra che lei voglia contestare qualcosa? A riguardo ricordo che il 9 maggio il dottor Liparota andò via alle ore 12:45 raccomandandovi appunto la chiusura delle 2 sale anzidette e di consegnare le chiavi al dottor Ariemma presso gli uffici della biblioteca. Ricorda qualcosa qui? Se ricorda qualcosa, beh, se no non è importante. No, io mi ricordo che fu... Chiedo scusa Presidente. C'è opposizione? No, siccome c'è un'opposizione. Sì, c'è opposizione. Perché la contestazione evidentemente deve essere completa. Unico incarico affidatomi è quello di provvedere alla chiusura delle finestre e delle porte delle sale cataloghi e lettura. Non a sala assistenti. Al riguardo ricordo che il 9 di maggio il dottor Liparota andò via alle 12:45 raccomandandomi appunto la chiusura delle 2 sale anzidetti, quindi non si riferisce alla sala assistenti. Come mai questo non lo ricordava lui, lo ricorda l'avvocato? Ricorda così bene tutto? Io lo stavo spiegando. E non ricorda che c'erano... Io mi oppongo alla contestazione parziale. Allora mi sembra che non si riferisse questa dichiarazione alla sala assistenti. Esatto. È così, no? Dalla lettura... È testuale. Controlli pubblico ministero. Volevo sapere la risposta, perché lui prima diceva che non ricordava, io quando le ho contestato le 2 porte, le 2 sale, lui ha detto di non ricordare. Chiedo scusa Presidente, la risposta deve avvenire a una contestazione. Va bene Avvocato, siccome il testo stava per dire qualcosa, esatto, che è stato interrotto, cosa vuole dirci? Volevo dire che mentre il signor pubblico ministero stava leggendo la contestazione, io stavo appunto chiedendo, posso rispondere? Non ho assolutamente adesso detto. può rispondere. Rispondo Certo. che appunto le 2 porte erano quella della sala lettura e quella della sala cataloghi. Cioè non ho avuto ancora la possibilità di dare una risposta. E questo non ho incarico detto che non sapevo. di chiudere entrambe le porte È è stato sfruttato svolto. da Liparota? Sì. Da Liparota. Allora, Senta, ma... non c'è bisogno di acquisire il verbale perché stava chiarita la situazione. Ma quando nel caso in cui questa sala sala numero 6, la stanza numero 6 dove è avvenuto il fatto, dovesse rimanere aperta, gli studenti che motivo hanno di accederci? Il motivo sarebbe di cercare un assistente, vedere se c'è un assistente disponibile. Quindi velocissimo, entrano e Sì. possono aprire la porta e via. Senta, perché i libri possono essere consultati in assenza degli assistenti? Sì, certamente, però devono sempre passare per me oppure per il dottor Liparota oppure per l'altro... A contestazione lei ha detto, preciso, anche nel caso in cui la sala rimanga aperta non è possibile consultare alcun testo in quanto custoditi in appositi armadi, chiusi con chiave da me custoditi. Quindi non possono consultare i libri da soli, devono sempre avere una chiave, giusto? È quello che ho appena detto, appunto, non possono essere consultati direttamente. Deve avere pazienza. Perché di solito questi armadi sono chiusi. No, sono sempre chiusi a chiave, quindi se uno vuole consultare deve passare da me o da un altro e chiedere la chiave. Lei ha avuto modo di rileggere i suoi verbali delle dichiarazioni che lei ha reso alla polizia giudiziaria? Leggere presso gli uffici della polizia giudiziaria, quando l'ho firmato, certamente. No, rileggere prima di venire qui a deporre. Assolutamente no. Anzi, l'unica parte che ho letto è un estratto in cui io parlavo appunto della cena che fu pubblicato da un quotidiano che non ricordo. Allora, quindi è giusto quello che lei dice, a distanza di un anno non posso ricordare bene alcune cose, perché lei non ha più riletti i verbali. Certamente. Giusto? Sì. Allora mi spiega come mai oggi, e non nel momento del fatto che è stato detto ben 5 volte, lei di scattone riferisce con esattezza, quando io le parlo dell'orario del 12, lei mi dice sì, ma ricordo di aver spostato l'orario in avanti.